Abbiamo attivato questo servizio costante con più autovetture dell'Arma e abbiamo cercato di monitorare ogni loro spostamento in attesa di intervenire alla prima favorevole occasione. Quasi 10 giorni di pedinamenti, visione delle telecamere, appostamenti, ma alla fine i carabinieri sono riusciti a incastrarli. Si tratta di 2 cittadini albanesi, trentenni irregolari, arrestati in flagranza. Si cerca invece un terzo uomo. Sarebbero loro gli autori di diversi furti commessi nell'ultimo periodo tra Trevigiano e provincia di Padova. La segnalazione è partita a inizio mese da un cittadino di Castelfranco, insospettito dai movimenti di alcuni soggetti a bordo di una Golf bianca. Da qui la caccia che culmina la sera del 13 febbraio, quando in 2 entrano in un'abitazione di Campigo dopo aver scassinato la finestra del salotto e rotto una tenda. In casa, al piano di sopra, ci sono le figlie della proprietaria di 25 e 19 anni che, sentiti i rumori, avvisano la madre, che a sua volta chiama i militari dell'Arma. I ladri, che si sentono scoperti, si danno la fuga scavalcando la recinzione. Scatta il blitz, le pattuglie, ben 5, sono già in zona. Ne nasce un inseguimento rocambolesco. La Golf è lanciata a oltre 150 km all'ora. Dopo il furto i soggetti si sono dati alla fuga in maniera molto veloce tra le strade, evidentemente conoscevano anche molto bene l'ubicazione delle strade, quindi per raggiungere Trebaseleghe erano a velocità molto elevata. L'uomo alla guida si ferma una prima volta in piazza Trebaseleghe, dove scendono i 2 complici. Subito intercettati, uno viene arrestato, l'altro si dilegua. Pensando di farla franca, il terzo rimette in moto l'auto, ma viene bloccato in zona Castelfranco e qui braccato. Le perquisizioni hanno permesso di recuperare 3 cacciaviti e dei guanti. Per uno in particolare vi sono indizi di un suo coinvolgimento in un furto a Villa d'Asolo il 9 febbraio scorso, quando dalla casa di un 29enne sono stati rubati dei monili d'oro. I 2 arrestati si trovano in carcere, uno a Treviso, l'altro a Padova, un'indagine classica. Certamente di raccolta di elementi, soprattutto quelli forniti anche dai cittadini, e poi l'attenzione nel controllo del territorio, che diventa fondamentale anche per creare con i cittadini appunto un rapporto di collaborazione che risulta determinante.